risultata devastante del Partito Democratico, se volete, anche per una ragione, che mette da parte le vicende giudiziarie di cui non abbiamo mai parlato nei mesi e negli anni in cui abbiamo sostenuto l'inopportunità di questo appoggio a Lombardo, che il ragionamento dell'assessore Russo andava fatto non il giorno dopo le elezioni, ma il giorno prima. Se questa era la convinzione, se davvero si riteneva che per risanare dalle macerie la Sicilia, per rappresentare un punto di discontinuità, per mettere da parte la stagione di Cuffaro, occorreva puntare su Raffaele Lombardo, il Partito Democratico avrebbe fatto bene a non candidare Anna Finocchiaro, ma a ritrovarsi la candidatura di Lombardo il giorno prima della campagna elettorale. Avrebbe avuto più coerenza e più senso politico. Farlo il giorno dopo e scoprire il giorno dopo che Lombardo, dopo tutto quello che era stato rappresentato in campagna elettorale, era diventato il paladino del cambiamento, ecco, mi sembra un ragionamento che qualche vizio di politicismo lo conservi. Ma questo è un altro dibattito, lo faremo un'altra sera, penso che grazie comunque dobbiamo necessariamente chiudere. No, dobbiamo chiudere assolutamente. Cioè, sì, ho capito la gente, il problema non è la gente, dobbiamo assolutamente chiudere il dibattito anche perché sono le 11:10 e qui... qua e non ascoltate la gente. Mi sembra una cosa normale? 3 minuti. Ma 3 minuti però, scusami, 3 minuti poi non tardi subito, 3 minuti ascoltiamo tutti. Ma se vogliono ascoltare una persona della cosa. Ma non mi sembra che non può parlare nessuno delle persone. Anche a me, poi decidete voi, non so che devo fare, Erasmo, decidete quello che devo fare, ma... se no non ne usciamo. No, ma non è possibile che non può parlare la gente, anche voi fate così, anche voi, siete fuori, la gente ha diritto a parlare, ma che stiamo facendo ma che dalla gente, dal basso c'è un'osservazione. Quando lo incontro più l'assessore Graffoni, ma che cosa qua gli parlo Tosò? Quando lo incontro vogliono che parlo, vogliono! Che cosa c'è? Per 3 minuti! Perfetto, allora andiamo a intervenire prima di dire che ma 3 minuti non pago a dire la sua. Ma uno deve diventare assessore, sì. Ma uno deve diventare ministro per parlare, ma state scherzando? Io lo capisco che poi no, deve andare a prendere, non deve prendere il treno. L'assessore non deve prendere il treno perché non fa fiducia sui trasporti che ovviamente non ci sono. Dato che se ne deve andare con la macchina, stare 5 minuti in più non è... Dico, dato che non te ne deve andare col treno, perché con i trasporti ovviamente... Vabbè, almeno però andiamo alla questione. Il problema è chi vuole parlare con me. 3, 8...